Si parla oggi in questo convegno di sport, di disabilità. In tutto questo che ruolo ha l'INPS con i nuovi regolamenti? Dunque INPS interviene in maniera significativa in questa riforma della disabilità, lo fa in maniera sperimentale dal 30 di settembre di quest'anno su Vicenza e al prossimo anno probabilmente su altre province e a regime dal 1 gennaio del 2027, nel senso che l'accertamento della condizione di disabilità sarà svolto esclusivamente da INPS, non più dal sistema sanitario, quindi dalle ASL e poi con validazione INPS. Quindi è in qualche modo sul piano organizzativo una rivoluzione e un'innovazione e anche una semplificazione dei soggetti che vengono coinvolti. Però questo cambiamento chiaramente non ha solo un cambiamento organizzativo, ma c'è anche un cambiamento nella modalità con cui si fa la valutazione, perché non ci sono più le vecchie tabelle ministeriali per l'accertamento, ma è un criterio di valutazione che guarda la persona tutto tondo, che poi porterà appunto al progetto di vita. Progetto di vita, appunto. Il suo intervento nell'ambito di questo convegno organizzato qui a Forte Marghera, su dove ha puntato in particolare l'accento? Ma io direi che l'aspetto principale, che ho cercato anche di descrivere nel convegno, è di due tipi. Il primo, una collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Abbiamo fatto proprio qui in Veneto una convenzione per collaborare in termini formativi, perché nel momento in cui gli operatori dell'INPS devono svolgere questo compito devono essere anche formati, e quindi c'è un tema anche di disability management e quindi di approfondimento e di miglioramento delle competenze, e abbiamo incaricato proprio il CIP Veneto di farci formazione su questo tema. Dall'altro lato è fondamentale per INPS intervenire nel processo di questo cambiamento, perché il progetto di vita che viene svolto e viene realizzato dopo l'accertamento della disabilità deve essere comunque conosciuto, e INPS e gli operatori dell'INPS devono essere consapevoli di questo processo. Non a caso c'è un comitato istituito a livello regionale per monitorare la sperimentazione, l'andamento della sperimentazione a Vicenza e nelle province che dovessero essere coinvolte prossimamente. INPS fa parte di questo comitato e anzi io presiedo una sottocommissione proprio sull'unità di valutazione di base, cioè quello dell'accertamento della disabilità, a seguire della quale poi c'è il progetto di vita. Ecco, in tutto questo, in questo progetto di vita, come si può inserire lo sport in collaborazione con l'INPS, oltre agli aspetti che lei ci ha appena elencato? Lo sport chiaramente è un driver importante di sviluppo e di valorizzazione delle persone in generale, lo è sicuramente anche nell'ambito della disabilità. Non c'è uno specifico ruolo di INPS nell'ambito dello sport e nell'ambito dell'accertamento della disabilità, ma la consapevolezza che lo sport può essere effettivamente uno sviluppo del progetto di vita, io credo che questa condizione possa essere utile e deve essere conosciuta da parte degli operatori di INPS che lavorano nell'ambito dell'accertamento appunto della disabilità. Quanto conta in tal senso l'aspetto culturale, inteso come formare e informare non solo le persone appunto gli addetti ai lavori, ma anche proprio la cittadinanza? È fondamentale, perché nel momento in cui ci sono delle barriere culturali, delle barriere di condivisione e di integrazione rispetto al tema della disabilità, chiaramente sarà sempre più difficile da parte di tutti gli attori intervenire, quindi la formazione è importante. In questa prospettiva io credo che lo sport possa più facilmente aprire le porte alla formazione, aprire le menti e far capire che in fondo siamo tutti portatori o comunque persone con disabilità, più o meno. Io se tolgo gli occhiali ho un problema di disabilità, se alzo la spalla ho un problema di calcificazione del braccio, insomma ciascuno di noi deve in qualche modo affrontare le proprie sfide. Io credo che se in maniera coesa e con comunità di intenti si lavora insieme si possono raggiungere molti risultati. Un'ultima cosa, ma non ultima in termini di importanza, lei parlava di sperimentazione partita da Vicenza. Vi siete dati dei tempi per l'attuazione, per la diffusione anche nelle altre province? Allora, la sperimentazione chiaramente è stabilita sulla base di provvedimenti normativi a livello nazionale, quindi è iniziata a gennaio del 2025 su alcune province in Italia, è stata estesa appunto dal 30 di settembre di quest'anno anche a Vicenza. Probabilmente con un prossimo decreto verrà estesa ulteriormente ad altre province nel territorio nazionale, tra cui probabilmente altre 3 province in Veneto, quindi saranno
probabilmente da marzo o aprile 4 province importanti in Veneto che gestiranno la sperimentazione, e questo ci consente di farci trovare pronti il 1° gennaio 2027 quando sarà attuata.